Trifoglio Rosa Mestre, la squadra di Dragon Boat delle donne operate al seno, si sono ritrovate alla Canottieri in Punta San Giuliano, dove è stato donato un assegno di 5.000 euro per raccontare la loro esperienza e l'importanza di reagire e non restare sole. Sono un esempio per tutta la società, noi rappresentiamo una fetta abbastanza importante sul territorio e quindi sono un esempio un po' per chi abita e vive la città. Sono donne sicuramente che rappresentano un grande esempio di forza, di coraggio e che devono essere il punto di riferimento per altre donne che stanno lottando o hanno lottato contro la malattia. In questo modo lo sport non solo diventa un momento di riabilitazione, quindi di benessere per queste donne, ma anche un momento per stare insieme e non sentirsi sole in questa battaglia. Tra loro anche Daniela, che nonostante abbia appena subito un intervento non è voluta mancare. Mi è stato riscontrato un cancro al seno destro e questo cancro, che era una cosa che non mi sarei mai aspettata, però succede, mi ha zittito. Io sono una donna che non ha mai zittito, nessuno è mai riuscito a zittire, e il cancro mi ha zittito per 20 giorni e ho pianto tutta la sera. Poi lunedì mi chiamano e mi dice: Daniela, giovedì prossimo intervento. Ho detto sono pronta. Quando ho detto sono pronta, il giovedì mattina, quando sono andata in sala operatoria, ho detto vai, è la tua seconda opportunità. Una volta si nasce e poi si rivive. Il Dragon Boat è utile per riprendere l'articolazione delle braccia e prevenire l'infedema dopo l'intervento al seno. Che lo affrontino con tranquillità e poi ci vengano a trovare qui e vedranno che troveranno un ambiente che le aiuta molto, sia a livello fisico sia a livello, chiamiamolo, emotivo. La squadra, nata nel 2012, vanta già una medaglia di bronzo ai mondiali 2016 a Mosca e la partecipazione ai mondiali per club nel 2017 a Venezia.